Paura e danni al casello della strada pedemontana veneta di Bassano Ovest, dove un camper ha preso fuoco nella tarda serata di venerdì. Nel mezzo c'era una famiglia di Giavera del Montello composta da 4 persone, fra cui 2 bambini piccoli. Il papà, che era alla guida, ha sentito un forte odore di fumo mentre viaggiava in direzione di Treviso e ha deciso di uscire a Bassano del Grappa per verificare cosa stesse accadendo. Giusto il tempo di fermarsi al casello e le fiamme si sono sprigionate dal vano motore. A quel punto l'uomo ha fatto uscire tutti dal camper che ha rapidamente preso fuoco. La famiglia si è messa in sicurezza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Nel frattempo una delle bombole di CPL del veicolo è esplosa con una fiammata altissima, mentre l'altra è stata salvata dall'entrata in funzione della valvola di sicurezza. I pompieri hanno domato le fiamme che intanto avevano completamente distrutto il camper e si erano propagate al casello. La struttura è stata gravemente danneggiata dal fuoco e non sarà utilizzabile fino al completo ripristino. Alle operazioni di messa in sicurezza hanno partecipato anche la Stradale di Vicenza, il personale della Pedemontana e il responsabile del casello. Il camper è irrecuperabile, si stanno valutando ora i danni complessivi, ma la famiglia è rimasta del tutto illesa grazie alla prontezza di riflessi del conducente che ha capito subito la gravità della situazione.